Voi state assistendo alla prima videoinstallazione nei Monti Sicani. Si è conclusa la prima edizione del Festival Percezioni, Musica e Immagine, svoltosi presso il Bosco di Santo Stefano di Quisquina. Dopo 15 mesi di ininterrotto lavoro e sotto la direzione artistica di Michele Segretario, l'associazione La Stiva ha portato a termine brillantemente l'evento. Un'atmosfera fiabesca ha fatto da corollario alla manifestazione unica nel suo genere realizzata nella magica cornice dei Monti Sicani. Grazie alle videoinstallazioni, gli artisti, i videomaker, i musicisti hanno creato un evento unico in una cornice a dir poco suggestiva. Il festival ha avuto una durata di 2 giorni, durante la quale si sono alternati i vari cicli di visione, delle videoinstallazioni, tavole di confronto, concerti, workshop e sono stati anche assegnati dei premi articolati per le varie sezioni. La migliore opera è stata quella realizzata da Giuseppe Cimino e Cinema Noir dal titolo The Simple Life. Il premio della critica è andato a Yataori Yumi e Pietro Bonanno con l'opera Os i Os, mentre premi sono andati anche alle sezioni effetti speciali e migliore musica con l'opera Esposizione di una bolla di sapone di Aldo Becca. Percezioni possiamo concludere che è stata una grande esperienza, come ha dichiarato il direttore artistico Michele Segretario, di incontro tra arte e paesaggio, un modo di fare conoscere al pubblico i magnifici luoghi dei Monti Sicani e i valenti giovani artisti che usano la musica e le immagini come linguaggio espressivo. Soddisfatta anche la gente che ha partecipato a questa nuova esperienza artistica che ha gettato un seme importante per le edizioni future, al fine di coniugare la promozione dei nostri luoghi a quella dei giovani, conclude Michele Segretario. Il progetto è stato realizzato nell'ambito di creatività giovanile, promosso e sostenuto dal Dipartimento Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Associazione Nazionali Comuni Italiani ANCI.